sul ruolo dei sindacati, ieri ed oggi, il mondo del lavoro è cambiato, ormai non c'è più il posto fisso, c'è il precariato, i sindacati si sono adeguati? Ma diciamo che in qualche maniera il sindacato sta prendendo appena adesso, forse fino in fondo, coscienza del fatto che deve uscire dalla grande impresa e deve rivolgere in particolare la propria attenzione a questi lavoratori che sono i più fragili e i più esposti all'interno del mercato del lavoro. Molti giovani non hanno ritenuto utile per loro stessi o necessaria l'adesione a un movimento sindacale, cosa che invece risulta sempre estremamente importante perché anche i diritti individuali e soggettivi passano attraverso una tutela che non può essere con una tutela di carattere collettivo che coinvolge tutti. Si è dovuto adeguare a quelle che sono le esigenze diverse, ai lavoratori precari in particolare, anche la base sindacale che pur formata da molti pensionati ha compreso la necessità e ha lavorato con grande determinazione per trovare gli strumenti di tutela per i nuovi lavori. Naturalmente è un percorso in divenire. I cambiamenti impongono adeguamenti a tutti. E sicuramente il radicamento tra i sindacati è ancora oggi prevalentemente quello tra i cosiddetti lavoratori dipendenti a tempo indeterminato rispetto alle nuove tipologie di lavoro. Credo però che non possa essere sottaciuto che uno sforzo c'è stato, questo sforzo sta anche producendo i primi risultati. I giovani stessi che si iscrivono al sindacato adesso portano le loro nuove esigenze ed è importante che il sindacato li sappia anche, e non solo difendere, ma anche sappia crescere con essi e sappia trasformarsi. Ma io penso che non si sono ancora adeguati del tutto perché c'è forse in questo momento la tutela per quelli che hanno il posto fisso, ci sono molto meno tutele per i lavoratori precari che sono in grande aumento. Ma io credo che le organizzazioni sindacali certamente fanno fatica ad adattarsi a questo cambiamento che definirei quasi inevitabile. Detto questo, almeno noi come provincia di Trieste abbiamo firmato con i sindacati un protocollo d'intesa che prevede degli incontri mensili con le organizzazioni sindacali per affrontare i temi della città e delle nostre province. Credo che questo sia un modo e una metodologia corretta anche nel rapporto con le organizzazioni sindacali che sono comunque interlocutori privilegiati delle pubbliche amministrazioni. Ma guardi, io auspico invece che i sindacati si ricompattino perché il momento è talmente critico, no? Il problema dell'occupazione è il dramma e sarà il dramma di questi prossimi anni che impegneranno ovviamente le amministrazioni pubbliche, il mondo del lavoro. Credo che se saremo in grado di fare sinergia e di fare delle proposte che siano condivisibili, sicuramente daremo una risposta ai tanti cittadini che oggi si trovano in difficoltà. Io sono per l'unità anche delle organizzazioni sindacali, quantomeno sui grandi temi dell'occupazione e del lavoro. I sindacati sono una struttura fondamentale che deve essere assolutamente mantenuta e che deve recuperare la sua unità, perché il sindacato diviso rende più deboli anche i lavoratori. È chiaro però che questo sindacato deve assumersi la responsabilità di riuscire a parlare anche ad una parte di società che magari in questo momento non si sente tanto vicina al sindacato. Noi siamo passati dalla flessibilità alla precarietà e adesso alla disoccupazione. Ma si fa fatica perché è molto difficile raggiungere questi lavoratori. Noi stiamo cercando però di fare tutto il possibile per tutelarli, nel senso che siamo riusciti attraverso una serie di accordi sia con il governo Prodi che oggi con il governo Berlusconi a portare ai precari le stesse condizioni pensionistiche dei lavoratori dipendenti, a fargli avere adesso una specie di cassa integrazione nel caso in cui perdano l'occupazione. Rimane però il problema evidentemente della instabilità del loro posto di lavoro, che è un problema connaturato alle stesse caratteristiche del rapporto di lavoro. Tra l'altro questo problema è sempre più esteso nella pubblica amministrazione più che nei settori privati, perché essendoci il blocco delle assunzioni purtroppo le pubbliche amministrazioni utilizzano in maniera massiccia questa forma di lavoro. Noi comunque stiamo facendo tutti gli sforzi possibili per rappresentare questi lavoratori sia dal punto di vista contrattuale che dal punto di vista del rapporto con le istituzioni.